l'entrata di Piccheri in campo. Con questo fallo laterale battuto, la sfera che scorre, attenzione a Blandino, la rimette dentro, il tacco di Fatati, Boni con un miracolo, Nolano ancora, il portiere del Testaccio, l'azione non è finita, Boni respinge ancora, incredibile, 4 parate consecutive di Boni e poi Blandino, azione continuata del Cotton Club, che questo gol se l'è andato a prendere di foga, dopo che Boni aveva parato l'impossibile, è 2-2. Boni vuole marcature attentissime, lo comprendiamo certamente, ci sono Piccheri e Zamperini che da fuori attendono per arrembare l'area di rigore, la palla è per Lefebvre, doppio contrasto Boni, con un miracolo su Zamperini. Eccolo Nolano, destro stavolta secco Boni, con i piedi non stilisticamente perfetto ma ancora molto efficace.